Questa non è la solita sconfitta, è un'altra partita che ci fa porre la solita domanda: ma quanto pesano determinati episodi all'interno di un match di calcio? Il Napoli arriva a Bergamo, ragazzi, con la solita difficoltà, con le solite assenze su un campo pesante contro una squadra tutto sommato in salute, in forma e che gioca veramente bene. Partiamo ancora senza McTominay, ancora Elmas e Lobotka in mediana, Conte ci stupisce un pochino, Alisson Santos dall'inizio con Mazzocchi incredibilmente sulla destra e Gutierrez sulla sinistra. E la partita, ragazzi, incredibilmente parte anche bene perché i primi 10-15 minuti sono a ritmi tendenzialmente follici, entrambe le squadre provano a pressare alto, entrambe le squadre cercano di arrivare con gli esterni chiaramente in area di rigore avversaria, cercano di fare la partita e noi dopo una bella giocata di Højlund sulla destra che si procura un fallo al limite dell'area, passiamo addirittura in vantaggio perché troviamo su un cross perfetto da calcio di punizione di Gutierrez un'Atalanta schierata male in difesa e 3 giocatori del Napoli pronti a colpire: Biukema, Buongiorno e mi sembra anche lo stesso Højlund. E Biukema trova il colpo di testa che ci porta in vantaggio. E a quel punto ho detto: ragazzi, incredibile, finalmente il Napoli trova un episodio di campo favorevole. Siamo passati in vantaggio a Bergamo contro una squadra complicata, possiamo provare a impostare la partita in un certo modo. Ho detto: ma vuoi vedere che le cose magari si mettono bene? E invece, ragazzi, gli episodi, il VAR, gli arbitri e insomma la sfiga, chiamiamola così, stanno sempre dietro l'angolo. E infatti, dopo che l'Atalanta prova naturalmente a reagire in maniera abbastanza furiosa, soprattutto con Sulemana che 2-3 volte arriva al tiro e trova contro un Milinkovic-Savic veramente insuperabile, almeno nel primo tempo, al 41esimo del primo tempo c'è il primo episodio controverso. Perché Højlund riceve palla, prova un doppio passo su Ien, viene steso in area di rigore e Chiffi fischia il calcio di rigore. Adesso, ragazzi, io vi dico che in diretta, appena fischiato l'arbitro, ho detto: ma questo rigore mi sembra strano, perché mi sembrava comunque un contatto di gioco leggero, mi sembrava un contatto di gioco, appunto un contatto di gioco, non mi sembrava un contatto irregolare di Ien su Højlund. E quindi ho detto: ma mi sembra strano, però nella mia follia, nella mia stupidità ho detto: vabbè, Chiffi ha fischiato, l'intensità l'ha valutata Chiffi dal campo, quindi non si potrebbe in teoria nemmeno andare a fare la revisione al VAR, perché ci hanno spiegato e insegnato e detto in tutto questo campionato che l'intensità la decide l'arbitro sul campo e quindi se non c'è un chiarissimo ed evidentissimo errore non si viene richiamati al VAR. Invece cosa succede? C'è un lungo check del VAR, Chiffi viene richiamato all'on-field review ovviamente, ci sta esattamente, ragazzi, 3 secondi Chiffi al VAR, esattamente 3 secondi riguardando il fallo o non fallo dalla stessa prospettiva da cui lui l'aveva valutata, decidendo in 3,5 secondi che non fosse fallo e quindi poi revocando il rigore al Napoli. Adesso, ragazzi, su questo episodio, in cui io vi dico tranquillamente che per me poteva tranquillamente non essere rigore, perché siamo d'accordo, è un contatto di gioco, un contatto abbastanza lieve, quindi il rigore, diciamo, parlando di calcio, che di calcio puro, non c'è. Ma parlando di protocollo, parlando di regolamento, allora prima cosa il tocco ginocchio ci sta, quindi il contatto c'è. L'intensità del contatto è stata valutata evidentemente da Chiffi in diretta e quindi il rigore è stato chiamato. A quel punto, da regolamento, da protocollo, in teoria Chiffi non doveva essere assolutamente richiamato al VAR. Almeno questo è quello che penso io, poi mi potrete naturalmente smentire nei commenti. Ma non doveva essere richiamato al VAR perché da protocollo l'intensità la decide l'arbitro e quindi si lascia la decisione di campo, perché lì non c'è un chiaro ed evidente errore, non c'è una simulazione di Højlund, non c'è un tuffo talmente accentuato come pretendono di dire alcuni giornali, insomma, su determinate testate e determinate televisioni per giustificare la richiamata al VAR di Chiffi. Ragazzi, lì è una decisione di campo e doveva essere lasciata la decisione di campo, seppur tra virgolette magari sbagliata, perché continuo a dire che quello poteva non essere rigore, può non essere chiamato perché è un contatto comunque di gioco, ma una volta chiamato, per quello che ci hanno detto fino ad ora, doveva essere lasciata la decisione di campo. Quindi primo errore gravissimo dal mio punto di vista di arbitro e VAR, che comunque indirizza un pochino la partita. Il primo tempo fortunatamente si chiude con noi in vantaggio e con in realtà una bella sgroppata di Alisson Santos sulla sinistra, che è partito titolare, e che ci sta dimostrando che tendenzialmente lui quando vuole può prendere palla, dribblare tutti e arrivare in porta, deve solo
definitivamente abituarsi un po' al campionato italiano, sperando che non sia totalmente un fuoco di paglia. Insomma, un primo tempo che si chiude anche con una partita abbastanza equilibrata, con un gol del Napoli tendenzialmente meritato, una bella reazione dell'Atalanta e un primo episodio che non mi permetto di definire scandaloso perché non è scandaloso, ma sicuramente è confusionario, ragazzi. Come sono confusi gli arbitri, il VAR, il regolamento, partendo da Rocchi, dall'inizio del campionato, e continueranno ad essere confusi probabilmente fino alla fine del campionato. Perché parliamo di questo? Parliamo di totale confusione. Inizia il secondo tempo ed è esattamente all'inizio del secondo tempo che si decide totalmente la partita. Ragazzi, non me ne vogliate, perché sicuramente voi potrete dire sì, ma poi il Napoli si è spento, ho capito, ma gli episodi indirizzano le partite, non ci sono santi. Inizia il secondo tempo, Højlund sgroppa sulla destra, supera Ien, mette la palla in mezzo e Gutiérrez deposita in rete. Appena Gutiérrez deposita la palla in rete, Chiffi decide di fischiare il fallo di Højlund su Ien. Fallo totalmente inesistente. Mi potete dire quello che volete, mi potete fare tutte le argomentazioni che volete, ma trattiene il braccio. Ragazzi, sono scontri e contrasti di gioco. Non mi venite a rompere le scatole, non mi rompete veramente le scatole, per non dire altro, perché sono contrasti di gioco. Ci avete fatto due cose così per tutta la stagione, per altri episodi che noi abbiamo valutato in maniera diversa, e mi siete venuti a dire che erano contrasti di gioco. Questo è un contrasto di gioco che non andava fischiato. Chiffi non l'ha fischiato alla fine dell'azione, e qui arriva la non uniformità di giudizio e di applicazione di protocollo e del regolamento rispetto al primo tempo sul contatto del rigore. Perché il concetto è praticamente uguale. L'intensità viene valutata dall'arbitro sul campo, l'arbitro ha valutato, il VAR non può cambiare la decisione di campo. Per quanto riguarda il primo tempo, nel secondo tempo, dato che nel primo tempo è stato applicato in quel modo, nel secondo tempo il VAR doveva a quel punto, per avere un'uniformità di giudizio nella partita, doveva assolutamente richiamare Chiffi, fargli rivedere l'azione, il contatto di Højlund e di Ien, su cui praticamente non c'era assolutamente fallo, e convalidare il gol. Questo, dal mio punto di vista, è stata una decisione assolutamente assurda e assolutamente scandalosa, che ha definitivamente indirizzato la partita in un senso, diciamo nell'altro senso, perché il Napoli, nell'altra direzione, perché il Napoli sul 2-0 poteva naturalmente gestire in maniera diversa, e invece si trova con un rigore negato, un gol annullato ingiustamente, e si trova ancora sull'1-0 a Bergamo, su un campo difficile contro una squadra molto forte, in una partita che vale comunque il piazzamento nei primi 4 posti Champions. Ragazzi, e naturalmente in pochi minuti l'Atalanta prende coraggio e si passa da un possibile 2-0 del Napoli ad un 1-1 per l'Atalanta, perché Pasalic, con un fantastico terzo tempo, svetta su un calcio d'angolo e pareggia la partita. E anche qui ci sarebbe da discutere, perché vi dico che io non me ne ero nemmeno accorto in diretta, ma in alcune post partita è stato detto che in realtà Zaleschi sul recupero palla su Mazzocchi in realtà probabilmente commette fallo, e quindi anche quel gol tendenzialmente non doveva esistere. Ma qui chiaramente questa è un'ipotesi stiracchiata e non ci vogliamo appellare assolutamente a quello. Pasalic fa un terzo tempo incredibile, segna e l'Atalanta pareggia. La verità poi, ragazzi, da quel momento in poi naturalmente è che il Napoli purtroppo comincia piano piano a sparire dalla partita, e questa è la verità scomoda per quanto riguarda il Napoli. Una squadra che tendenzialmente dal punto di vista mentale è sempre stata fortissima, questa volta in questa partita ha un po' mollato la presa, perché piano piano, sia come trame di gioco, sia come forza fisica, sia come volontà, sopraggiungendo anche la stanchezza, siamo naturalmente calati visibilmente, fino ad arrivare. Abbiamo provato a inventare qualcosa, Conte ha provato a cambiare anche dei giocatori, ma non c'è stato, cioè, sapete, non c'è stato quello switch, non c'è stato quel cambio di marcia all'interno della partita importante negli ultimi 25-30 minuti, arrivando poi alla beffa definitiva all'81esimo, perché da un bel cross di Bernasconi, Samardzic, ragazzi, fa un gol senza senso per le sue caratteristiche, perché non ha mai segnato, quasi mai segnato di testa, non ha mai segnato in questo modo di testa, svetta al centro dell'area e indirizza un pallone imprendibile per Milinkovic-Savic all'angolino e segna il 2-1. E per me, ragazzi, è un 2-1 che sa totalmente di beffa assoluta,
per come si è svolta la partita, per come sono andati gli episodi, per quello che poteva essere la partita e che non è stata chiaramente per colpa, in questo caso ragazzi bisogna dirlo, non solo del Napoli che naturalmente ha le sue colpe, non solo di Conte e dei giocatori che hanno le loro colpe, ma anche e soprattutto dell'arbitraggio e del VAR. Quindi ragazzi, le 3 verità di Atalanta-Napoli sono è che il Napoli naturalmente non si può permettere in queste ultime partite con una corsa Champions apertissima di staccare la spina in questo modo, che la seconda verità è che l'arbitraggio, il VAR, gli arbitri, il regolamento continua ad essere tutto completamente confusionario e non ci stanno facendo capire assolutamente nulla. E la terza verità è che secondo me Alison Santos è più di quello che pensavamo. Anche dall'inizio ha fatto vedere dei bei colpi, ha fatto vedere delle belle cose. Naturalmente si deve finire di adattare al nostro campionato. Passiamo ai migliori e ai peggiori, ragazzi. 3 migliori metto Milinkovic-Savic perché nel primo tempo devo dire la verità che ci ha tenuto a galla soprattutto su 2-3 tiri di Sulemana, quindi sempre preciso e puntuale nelle uscite, sempre sicuro, quindi per me va comunque 3 migliori nonostante i 2 gol presi. E nonostante i 2 gol presi ci va naturalmente 3 migliori anche Sam Buche, ma non tanto per il gol fatto che naturalmente pesa nella valutazione, ma soprattutto per una partita secondo me giocata comunque a un buon livello, con delle buone chiusure, con delle buone diagonali, con una buonissima applicazione, un Sam Buche ma che sta salendo assolutamente di livello. Per quanto riguarda i peggiori, ragazzi, ci devo mettere per l'ennesima volta, mi dispiace davvero tanto, Pasqualino Mazzocchi. Ripeto, mi dispiace sempre metterlo tra i peggiori, ma purtroppo è quello più sottotono della squadra, è quello che soffre tanto sulla destra le incursioni degli avversari, insomma è quello che fa veramente più fatica. E l'altro che metto tra i peggiori purtroppo è Giovane, perché secondo me si intravede che ha del talento, si intravedono dei colpi, ma mi sembra ancora molto timido, mi sembra un giocatore che stia soffrendo ancora il salto Verona-Napoli. Detto ciò ragazzi, questa è sicuramente una sconfitta che pesa per la classifica, pesa per il morale, pesa per il modo in cui è arrivata, ma ora dal mio punto di vista serve totale maturità da parte del Napoli, perché il quarto posto, comunque il piazzamento nei primi 4 non lo perdi naturalmente a Bergamo, la Champions non la perdi a Bergamo, la perdi se non reagisci dopo questa partita andata in questo modo a Bergamo, quindi da adesso in poi testa verso il risultato e andiamoci a prendere questa Champions. Raga, questa è stata la mia analisi a freddo, fatemi sapere nei commenti voi come la pensate di questa partita, noi ci vediamo alla prossima analisi a freddo e come sempre, forza Napoli sempre!